Tra le iniziative di ieri per l'inaugurazione del Palacongressi anche una mega torta, una cassata siciliana con ricotta proveniente da Santo Stefano Quisquina, di augurio per un buon futuro. La torta è stata tagliata dall'assessore Armao, dal sindaco della città e dalle altre autorità, che è stata realizzata da un centinaio di pasticceri capeggiati dal chef Pastri Giovanni Mangione, un lavoro realizzato anche grazie a degli sponsor privati. È una bellissima cassata, fatta anche in chiave moderna, visto la forma che ha. Sono molto onorato di essere presente e fare l'apertura del Palacongressi e anche dare il via al mandorlo in fiore. Quindi ringrazio molto i miei colleghi che mi hanno collaborato, anche gli sponsor che mi hanno aiutato a fare questa bellissima cassata. Direi che è una cassata, molti mi dicono, ma la cassata del record si parla di 10.000 kg, ma il record non è solo il peso, io parlerei anche di una cassata molto bella, molto particolare, molto elegante, che oggi vincerebbe veramente un bellissimo concorso. Direi che è una cassata forse la più bella che sia stata mai fatta e siamo onorati di essere qua presenti per il mandorlo in fiore, sperando che in futuro faremo anche altre cose belle. Qualche dato tecnico sulla preparazione, quanti sono state le quantità anche che avete utilizzato per fare la cassata? Allora, abbiamo consumato circa 150-160 kg di ricotta di Santo Stefano di Quisquina, circa 30 placche di pan di Spagna, 10-15 litri di bagna al limoncello puro di Sicilia, circa 10 kg di pasta di mandorla dell'hanno portato da Raffadali, circa 20-30 kg di frutta candita. Comunque sicuramente dimentico qualche cosa, ma è una cassata da record veramente, anche come bellezza. Ringraziamento anche ai colleghi, no, che hanno partecipato, quanti sono stati? Ringrazio fortemente intanto tutti i miei colleghi che mi hanno collaborato, poi ci sono anche chef, lady chef, cuochi, pastry chef provenienti di tutta la provincia, anche da Palermo, da Catania, di Enna. A seguire poi una conferenza stampa e il saluto di accoglienza ai giovani partecipanti al festival dedicato ai più piccoli bambini del mondo, con lo scambio di doni tra i loro rappresentanti e le nostre autorità. Al via finalmente, dopo tanta attesa, quest'anno abbiamo ben 8 gruppi, quindi l'attesa è ancora più grande, e 8 gruppi di grande qualità. Speriamo che il pubblico possa godere di questi 8 bellissimi gruppi. Siamo arrivati ai 18 anni e speriamo di migliorare ancora.